suora che va via di sera in macchina. A un bel momento la macchina si ferma, va in pane. Una strada buia, scuro. Madonna, cosa fa? Sfide? Dove sei che va? Cosa sei che mi succede? E intanto smonta la macchina, vede un lumino in lontananza, si mette a camminare, va vicino e sì, un vento e frati. Sono al campaneo, verso la porta si presenta un fratton grande così, una barba. Cosa che serve, madre? Cosa è successo? E dice, sta in pane con la macchina, se puoi darmi una mano perché non so cosa fare. E dice, adesso non sa, dice domani mattina. Ah, va bene, domani mattina intanto dice, madre, puoi dormire qua da noi altri, che abbiamo delle stanze libere. Ah, va bene, io dormirò la notte, no. Tanto sto fratton tutta la notte, mattina a parte, va via, mette a posto la macchina. Dopo 8 giorni a dire, se voglio andare a fare un altro giro, vedere se caso che il fratton è da nuovo. E allora si ferma, suona un nuovo campanello, si presenta un altro. Madre, cosa è successo? A dire niente, siccome che la settimana scorsa sono passata qua, ha detto, e ho trovato il frate, non era io che ha detto, che ha barba, era grande, ma qua siamo tutti grandi, detto, veramente, anche tutti con la barba. Ma sa come che si chiama? No, che tu dovevo mandare il nome, però che aveva un bel 28. Madre ha detto, del 28 qua ne uno solo, ho detto. Tutti gli altri ne ha 31.